Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. C'è chi dice no al pizzo. A Catania 4 arresti dopo la denuncia del dirigente di una società di spedizioni. Si è rivolto agli investigatori nonostante le minacce dei mafiosi del clan Santa Paola Ercolano. L'arresto di Floriana Calcagno, l'ultima amica di Messina Denaro, nuova tappa della caccia ai complici che hanno favorito per 30 anni la latitanza del capomafia, e le indagini della Procura di Palermo non si fermano ancora. A Messina la polizia sventa l'agguato di un anziano che aveva aggredito la nuora minacciandola di morte, arrestato. Dopo il via libera della Giunta regionale, all'esame dell'Assemblea la finanziaria bis da 50 milioni, sostegno a imprese e agricoltura, contrasto alle sacche di povertà e borsa di studio contro i femminicidi. Pasqua da record per il turismo in Sicilia, oltre il 15% di presenza in più rispetto all'anno scorso. Palermo e Catania mete predilette, ma il caro voli continua a pesare su giovani e famiglie. Sul lungomare di Catania, a Piazza Battiato, attrezzature sportive e panchine vandalizzate a poco più di un anno dalla riqualificazione dell'area dedicata al fitness urbano. Nostro mini sondaggio tra gli studenti catanesi: i pregiudizi verso le donne pesano ancora, sono soprattutto i social, fonte di gelosia e liti. Calcio, il Catania, che riposerà nel prossimo turno, guarda già al Potenza. Vogliamo vincere, dice il rossazzurro Lunetta. A Messina si cercano soluzioni per rispettare le scadenze relative ai pagamenti. Bentrovati. A Catania 4 arresti grazie alla denuncia per tentata estorsione presentata dal dirigente di una società di spedizioni minacciato da esponenti mafiosi del clan Santa Paola Ercolano. Questo all'indomani delle 2 condanne a Caltanissetta, sempre per estorsione, dopo un'altra denuncia da parte di un imprenditore. Simona Mazzone. La denuncia del dirigente di una delle principali imprese di spedizioni operante sul territorio, che non ha ceduto alle loro intimidazioni, è stata determinante per incastrare i 4 responsabili della tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, arrestate dai poliziotti della squadra mobile di Catania, che hanno così impedito alle mani della mafia di estendere il controllo sul settore delle consegne. Si tratta di Filippo Intelisano, Luigi Calabretta, Francesco Coppola e Virgilio Papotto. Il responsabile della BRT, azienda di spedizioni e logistica, dopo l'interruzione dei rapporti commerciali con la Gifra, società che si occupa di facchinaggio e movimento merci nel capoluogo etneo, è stato portato da Calabretta e Coppola in casa di Intelisano, all'epoca sottoposto ai domiciliari. Sebbene non rivestisse formalmente alcuna carica societaria, l'uomo ha minacciato il dirigente di gravi ritorsioni sull'azienda di spedizioni e sugli amministratori, qualora i rapporti economici non fossero proseguiti regolarmente. Gli inquirenti nel corso delle indagini hanno appurato che il pregiudicato è figlio di Giuseppe Intelisano, storico appartenente al clan Santa Paola Ercolano, e che Calabretta e Coppola, dipendenti della Gifra, sono anche cognati di Filippo Intelisano. Dall'attività investigativa sono emerse ripetute intimidazioni e minacce da parte di Papotto, cognato di Giuseppe Intelisano e amministratore di fatto della ditta di facchinaggio, nei confronti dell'impresa di spedizione, affinché revocasse la risoluzione del contratto di appalto o per ottenere in alternativa un'indennità di buonuscita in denaro e appalti in altre regioni italiane. E naturalmente ci auguriamo che gli arresti di Catania e le condanne di ieri a Caltanissetta incoraggino coloro che sono costretti a subire il pizzo. Passiamo ad altro. L'arresto di Floriana Calcagno, l'ultima amica di Messina Denaro, è una nuova tappa della caccia degli investigatori alla rete di complici che hanno favorito per 30 anni la latitanza del capomafia, e il lavoro della Procura di Palermo non si ferma qui. Lorena Dolci.
Arresti e condanne continuano a fioccare sull'entourage di Matteo Messina Denaro. Esponenti della sua famiglia, amanti, persone che hanno prestato l'identità al boss o che gli hanno offerto un rifugio. Il lavoro, ribadisce spesso il procuratore di Palermo De Lucia, non è finito. Lo dimostra l'arresto di Floriana Calcagno, amante, postina, staffetta e scorta del boss negli ultimi mesi. Per la procura di Palermo la donna avrebbe fatto parte della ristretta rete di soggetti totalmente asserviti al latitante. Lui la chiamava Luce oppure Fly e segnava il rosso sul calendario i loro incontri. Con la professoressa di matematica, oggi cinquantenne, il boss passava intere giornate fuori casa, andava al ristorante, veniva ospitato. Eppure, 5 giorni dopo la cattura del capomafia, avvenuta il 16 gennaio del 23, la donna si presenta ai magistrati per spiegare che quell'uomo visto in TV lei lo conosceva, ma come Francesco Salsi, un anestesista in pensione. Ben altra storia raccontano gli appunti del boss, le lettere dell'altra amante e le immagini di videosorveglianza. Eccoli insieme, Messina Denaro con un foulard rosso, la Calcagno al suo fianco. Li vede passare anche l'altra amante, la maestra Bonafede, che inchioda la rivale con le sue parole al veleno. Un boss circondato da donne che lo adorano, anche se nei diari per la figlia lui scriveva: una donna intelligente non me la filo neanche di striscio. Se la dolce vita del latitante è in parte scritta, manca ancora da capire dove si trova parte del suo patrimonio che fa gola a tanti. E mentre gli inquirenti sono al lavoro, Cosa Nostra non resta certo a guardare il vuoto lasciato dalla scomparsa del boss. I finanzieri di Palermo hanno arrestato 2 persone e sequestrato una piantagione di cannabis con 250 piante. I militari hanno individuato questa villetta isolata nelle campagne di Carini con un grande fabbricato e quindi hanno utilizzato i droni per riprendere l'area e accertare la presenza della coltivazione. Il custode della piantagione è stato arrestato in flagranza di reato. L'intero immobile è stato sequestrato, la piantagione estirpata. Ai domiciliari il secondo responsabile della coltivazione. La droga sequestrata, che vedete, avrebbe fruttato 200.000 euro. A Messina un anziano minaccia di morte e aggredisce la nuora davanti a un negozio dove si appostava da diverso tempo, ma l'intervento della polizia ha evitato che la situazione degenerasse. L'uomo è stato arrestato. Francesco Triolo. C'è dietro una storia di grande disagio sociale, dietro l'arresto di un 68enne avvenuto a Messina colto in fragranza di atti persecutori ai danni della nuora. L'episodio è avvenuto in pieno centro città, dove le volanti della polizia sono intervenute dopo la segnalazione della donna al 112, allarmata dalla presenza del suocero, intenta a minacciarla all'interno dell'attività commerciale che la donna ha ereditato dopo la morte del marito, figlio del 68enne. Proprio sull'attività commerciale l'anziano, difeso dall'avvocato Andrea Florio, rivendicava dei diritti. Gli agenti hanno appurato che le condotte persecutorie avvenivano ormai da tempo e da ultimo il 68enne si era appostato fuori all'esercizio commerciale e con fare sempre più aggressivo aveva proferito contro la stessa donna frasi ingiuriose e minacciose anche di morte, spingendo così la vittima, impaurita per quanto accaduto, a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Solo l'immediato intervento dei poliziotti ha impedito che le minacce dell'uomo potessero degenerare. Infatti il 68enne, nonostante la presenza degli agenti, ha continuato a proferire minacce di morte, tentando al contempo di colpire la donna con un calcio. Il 68enne da tempo sarebbe attenzionato dai servizi sociali del comune, ma non avrebbe mai accettato aiuto. Gli altri 2 figli, con i quali aveva rapporti non facili, avrebbero avviato un procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno. Palermo, una finanziaria bis snella, senza norme mancetta e che punta a aiutare imprese, agricoltura, a contrastare le sacche di povertà, ma anche a dare segnali contro i femminicidi. Dopo il via libera della Giunta, la norma adesso deve approdare all'Assemblea regionale. Manlio Viola. C'è anche una borsa di studio da 10.000 euro intestata alla memoria di Sara Campanella fra i provvedimenti inseriti nella finanziaria bis della regione siciliana, approvata ieri sera dalla giunta regionale di governo. L'ha voluta il presidente della regione per ricordare la giovanissima vittima di femminicidio. Sarà destinata a studentesse e studenti dell'Università di Messina iscritti ai corsi di studio delle professioni sanitarie. Ma i provvedimenti centrali di questa manovrina, che vale poco meno di 50 milioni di euro, sono altri. In primo luogo, i quasi 12 milioni
milioni e mezzo destinati agli aiuti alle imprese, fra questi anche 2.600.000 euro per contrastare nel 2025 gli effetti negativi dei dazi imposti da Trump. Nel 2026 il provvedimento sarà replicato con altri 6 milioni di euro. Ci sono poi 15 milioni e mezzo destinati alla progettazione delle opere pubbliche e un fondo di rotazione. Gli enti locali che non hanno risorse per progettare le proprie opere potranno attingere a questo fondo regionale e partecipare così ai bandi del PNRR europei e nazionali. La regione interviene poi su 2 grandi emergenze. 5 milioni saranno destinati al contrasto della povertà, così come fatto nel 2024 con un bando a graduatoria IRFIS per un contributo una tantum. Prevista anche la riduzione del contributo unificato per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione per chi ha un ISEE familiare fino a 35.000 euro. Un provvedimento che nasce per garantire anche ai meno abbienti l'accesso alla giustizia amministrativa. Altri 5 milioni di euro saranno gestiti dall'assessorato all'agricoltura per interventi contro la siccità e per la manutenzione delle dighe della Sicilia occidentale che forniscono acqua per irrigazione. Fra gli altri provvedimenti, l'azzeramento delle tasse comunali di imbarco negli aeroporti minori di Comiso, Trapani, Lampedusa e Pantelleria. Il Tribunale di Palermo ha condannato gli imprenditori degli ipermercati Migliore a 2 anni e 8 mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta e distrazione di somme dalla cassa. I loro esercizi commerciali sono stati per anni un punto di riferimento nel capoluogo. Ad Agrigento protesta delle cooperative sociali impegnate nell'accoglienza dei minori non accompagnati. Non arrivano i fondi dal Ministero dell'Interno con gravi conseguenze per i servizi e l'occupazione degli operatori. Davide Sardo. Protestano gli operatori delle strutture agrigentine che accolgono minori stranieri non accompagnati. Da mesi non ricevono i rimborsi previsti dal Ministero dell'Interno, con gravi ripercussioni sui servizi e sulla sopravvivenza delle cooperative. Mi ritrovo qui perché abbiamo tanta gente oggi, più di 30.000 famiglie che saranno in mezzo alla strada, non lavoreranno più. Io ho nipoti, persone mie care che lavorano all'interno di queste cooperative e che saranno sotto un ponte. Il problema si aggrava quando i ragazzi diventano maggiorenni, non vengono trasferiti nei centri per adulti e restano a carico delle stesse strutture senza alcun rimborso. Dopo appelli rimasti inascoltati è scattata la protesta con un sit-in davanti alla prefettura. Speriamo di ottenere una mobilitazione da parte delle autorità competenti affinché ci possano sostenere in questa battaglia, considerato che ci sono diverse famiglie alle spalle dipendenti delle varie strutture, oltre che diversi minori in attesa di vedere soddisfatti quelli che sono i loro bisogni sia di integrazione sia anche per poter continuare il loro percorso. Accanto agli operatori anche i giovani ospiti, minorenni e neomaggiorenni, che chiedono dignità e attenzione. Aiutate noi per favore, anche il nostro lavoro, abbiamo tanti mesi che aspettare la spende soldi che nessuno riceve soldi, abbiamo tanti problemi che noi abbiamo bisogno aiuto. Una protesta pacifica ma decisa, le cooperative sociali rivendicano risorse certe e regole chiare, ora tocca alle istituzioni evitare il collasso del sistema. Sarà una Pasqua da record per il turismo in Sicilia, nonostante il caro voli, oltre il 15% di presenza in più rispetto all'anno scorso. Palermo e Catania, le mete predilette dai turisti stranieri e italiani, ma il caro voli continua a pesare soprattutto su giovani e famiglie. Vediamo con Marco Gullà. Pasqua in Sicilia, l'isola è tra le mete predilette di turisti stranieri e italiani per trascorrere i giorni di Pasqua e i prossimi ponti di primavera. Palermo e Catania risultano tra le città italiane più cercate per le vacanze pasquali, rispettivamente al 9° e al 13° posto nella classifica generale delle destinazioni preferite. A Palermo c'è una crescita del 20% delle presenze negli alberghi, si allungano anche i tempi di permanenza dei turisti e sempre più americani si avvicinano alla nostra isola. È una stagione che si preannuncia molto interessante, si parla di oltre il 15% di flussi rispetto agli anni precedenti e soprattutto le aree metropolitane di Catania e di Palermo stanno registrando le prenotazioni più importanti. Palermo si parla nei 4 giorni di oltre 100.000 presenze. Secondo una recente analisi, il 59% delle presenze turistiche in Sicilia è attribuibile agli stranieri. Questa percentuale è in netto aumento rispetto agli ultimi anni. Ma c'è sempre il caro voli ad ostacolare comunque il flusso turistico. Raggiungere la Sicilia costa parecchio, soprattutto in prossimità di Pasqua. In questi anni, ultimi anni, il Presidente Schifani, direi tutto il governo, si sta muovendo su questo fronte
della poca competitività con le altre regioni d'Europa. Purtroppo il collegamento con il caro voli per noi è veramente penalizzante. Bene anche Taormina, Agrigento, capitale della cultura, e Cefalù. Sorridono albergatori e ristoratori. E poi c'è l'Etna irrequieta, dopo qualche giorno di riposo è ripresa dalle 7 di stamattina, come vedete un'attività esplosiva con aumento del tremore dal cratere di sud-est a 2900 metri. Un'eventuale nube eruttiva, secondo gli esperti, si disperderebbe in direzione nord-est. Sempre oggi ci sono state 2 lievi scosse di terremoto in provincia di Catania, avvertite dalla popolazione distintamente, la prima intorno alle 2 di notte e la seconda alle 7:21 di questa mattina. Sono state numerose le segnalazioni arrivate dai cittadini, ma non ci sono collegamenti con l'attività dell'Etna. Catania, piazza Battiato tra vandali, abbandono e approssimazione. A 16 mesi dai lavori di restyling, l'area sul lungomare dedicata al fitness, all'attività fisica, mostra già i segni del tempo. Tonino De Mana. Dicembre 2023, aprile 2025. Sono passati 16 mesi dall'inaugurazione dell'ex Piazza Nettuno, ora intitolata Franco Battiato, e la piazza, riqualificata con fondi europei del Polmetro, mostra già i segni del tempo. Da un lato l'immancabile azione dei vandali, dall'altro i lavori non certo realizzati a regola d'arte con diverse lastre staccate. E che dire delle attrezzature ludiche, alcune adagiate sul terreno ed inutilizzabili, altre in procinto di collassare con la speranza che ciò non avvenga, mentre qualche malcapitato si cimenta in alcuni esercizi all'aria aperta. Ha fatto attenzione perché è poco stabile questa struttura. Io mi piace il pericolo. Per non parlare del tappetino, già staccato in più punti e potenziale pericolo per grandi e piccoli. E qualcuno è già finito a gambe all'aria. Io sono inciampato l'altro giorno in questa moquette qua e sono arrivato a terra. Fortunatamente non mi sono fatto niente. Panchine smart sporche, danneggiate, panchine in ferro deformi, contenitori per la spazzatura fatti a pezzi. E di fronte, dopo aver attraversato il lungomare, non ci sono panchine vandalizzate, o meglio, non ce ne sono proprio. Al loro posto una postazione mai inaugurata per le biciclette, quasi una cattedrale nel deserto. Poco più avanti, recante un logo Comune di Catania, si nota un bel raccoglitore di bottiglie di plastica. Vogliamo mettere una bottiglia? No, non si può mettere perché è già in disuso da tanto tempo, quindi non penso che è oltretutto di fili tagliati, quindi è una struttura che potrebbe anche essere utile se funzionante. Neanche a dirlo, vandalizzato e quindi inutilizzabile da molto tempo. Voltiamo pagina ai giovani e i rapporti d'amore, a tu per tu con gli studenti del Liceo Scientifico Galilei di Catania in visita ai nostri studi. Eva Spampinato. Una tavola rotonda con i giovani per capire cosa ne pensano di amore, ghosting, gelosia, social. Abbiamo incontrato i ragazzi del 4º liceo scientifico del Galilei di Catania in visita nei nostri studi per una giornata di formazione. Ne è nata una piccola fotografia dei rapporti interpersonali della generazione Z tra consapevolezza e sempre più richiesta di rispetto. Che significa essere ragazzo malessere? Una specie di, non dico caso umano, però quasi, che tratta male, dà poche attenzioni, fa ghosting, quindi diciamo inizialmente messaggi parecchio di frequenti, poi dopo un po' sparisce. Rapporto tossico. Ad un rapporto litigioso. Possessione e amore. Ma tu chiedi alla tua ragazza di vedere il suo telefono? No. I social sono diciamo spesso una cosa di gelosia perché ha messo like a questa cosa oppure no, mentre magari se non ci fossero stati i social sarebbe stato tutto più facile. In passato mi sono comportata in modi che probabilmente non sono ritenuti corretti. Quanto influisce il pregresso di una ragazza o quello che si dice su una ragazza, quindi i pregiudizi? Sicuramente influisce. È amore quando? Quando c'è rispetto, quando c'è fiducia, quando non ho paura di dover dire o nascondere qualcosa. Non è amore quando c'è un controllo eccessivo, c'è una limitazione di quello che si può fare da entrambe le parti. Qualcuno è capitato di avere avuto difficoltà a uscire da una relazione? Ci è voluto veramente molto tempo, circa 6 mesi. Perché lui, diciamo, insisteva? Sì, era stato molto insistente. Tu ti sei rivolta e parlato con qualcuno, con le amiche, con la famiglia? Con le amiche, con mia mamma. Amare è un verbo, è un muscolo ed è qualcosa che deve essere allenato costantemente.
Bravo, bravissimo, passiamo alla musica. Forte del successo televisivo a Ora o Mai Più su Rai 1, la band catanese degli Sugar Free torna con il nuovo singolo Togliersi di torno. Nella canzone l'invita alla fuga dal circo mediatico del tutti connessi. Roberta Lunghi. È da un anno che rifletto la mia vita in mano, ma c'è qualcosa che mi turba, che mi sembra strano. Tutti collegati, ma forse tutti soli dentro un acquario. È una riflessione critica su questo tempo, il senso del nuovo singolo di Sugar Free, la band catanese, reduce dal secondo posto a Ora o Mai Più, che a ben guardare con Togliersi di torno sa di grande rilancio sulla scena del mainstream. Matteo Amantia, Peppe Lo Iacono lanciano un antidoto al circo mediatico. L'antidoto potrebbe essere quello di disconnettersi un po' dalle connessioni virtuali e tornare a vivere in maniera reale e, perché no, girare il mondo. Cos'è che ci resta ancora? Girare il mondo e togliersi di torno. Il nuovo singolo, corredato dal video per la regia di Ivano Barce, salutata l'esperienza televisiva per Sugar Free, adesso è il tempo del ritorno al tour, che è iniziato proprio in Sicilia e che si snoderà per tutta l'estate con un calendario che si infittisce sempre più di date in tutto il paese. Bene, adesso facciamo una breve pausa e subito dopo il calcio, il Catania con la testa a Potenza e le ore cruciali in casa Messina. State con noi per i particolari. Il Catania non giocherà nella prossima giornata di Serie C, ma già prepara l'ultima di campionato. Siamo concentrati sul Potenza, vogliamo vincere ancora, dice il rossazzurro Lunetta, ospite della trasmissione Corner. Marco Carli. È tornato definitivamente a disposizione da 7 partite, ha segnato 3 gol nelle ultime 5. Gabriel Lunetta è un protagonista assoluto di questa fase positiva di stagione rossazzurra. Della duttilità ha fatto il suo punto di forza, impiegato come esterno di sinistra, falso 9 e ultimamente soprattutto da trequartista nei due alle spalle dell'unica punta. Nella mia carriera sono sempre stato un giocatore duttile, ecco, ho girato tantissimi ruoli, quindi è anche chiaramente il mister che mi ha messo nella posizione probabilmente in questo momento che più esalta le mie caratteristiche col tipo di gioco che stiamo facendo. I rossazzurri hanno ripreso gli allenamenti per questa settimana particolare che non culminerà con la partita di campionato. L'obiettivo è il Potenza per la gara del 26 aprile. Nel frattempo ecco Guglielmotti eseguire esercizi sullo stesso campo in cui si allenano i compagni. È ulteriore tassello che manca e che può tornare presto in gruppo, sempre con la prudenza e il buon senso che hanno caratterizzato l'ultimo periodo. Nelle immagini anche la vena di alcuni protagonisti e qualche gesto di classe. Lunetta spiega ancora una volta come il gruppo si sia compattato. Siamo migliorati non tanto perché magari ci sono stati cambiamenti negli uomini, ma bensì perché col tempo si è creata una coesione giusta e un equilibrio giusto. Il Catania vuole in trasferta, ma in vista dei playoff servirà una squadra capace di far bene anche al Massimino. La squadra era, quando la gente è ritornata con quel calore lì a sostenerci, ha sempre espresso un buon calcio e soprattutto un grande spirito. Noi dobbiamo pensare unicamente ad andare a Potenza e vincere. Ore febbrili in casa Messina Calcio per arrivare a rispettare le scadenze economiche di domani e garantire un futuro al club giallorosso. Francesco Triolo. L'ultima ancora di salvezza, l'ultimo appiglio per mantenere fede agli impegni economici in scadenza domani è una lotta contro il tempo, quella che a Messina hanno avviato alcuni imprenditori sollecitati dal sindaco Federico Basile per raggiungere la quota di circa 300.000 euro necessari al pagamento degli stipendi e dei contributi ed evitare una nuova penalizzazione. Il primo cittadino ha cercato di aggregare una decina di realtà imprenditoriali e commerciali che verserebbero una quota ciascuno sul conto di un notaio che poi la trasferirà su quello dell'ACR Messina per provvedere ai bonifici, e tra questi ci sarebbe anche Pietro Sciotto, che ieri pomeriggio ha partecipato alla riunione convocata dal sindaco e che è sempre il titolare della fideiussione a garanzia inviata ad inizio anno in Lega, quindi ha tutto l'interesse che venga rispettata la scadenza. Si lavora sul fronte stipendi, ma anche sul futuro. Poco prima della mezzanotte è arrivata a Messina la copia cartacea della procura Veddere che AAD Invest ha firmato, copia arrivata con l'ultimo aereo atterrato a Catania
e poi consegnata al sindaco, quasi una scena da film thriller. Il costo stabilito €1. Il sindaco adesso sta sondando il reale interesse con i gruppi che si erano avvicinati nelle scorse settimane e che dovranno comunque farsi carico dei debiti del club. Tutto questo mentre la squadra prepara la trasferta di Foggia, una partita che deve assolutamente vincere per continuare a coltivare la possibilità di disputare il play-out salvezza. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, l'appuntamento è per le 20, buon pomeriggio.